Salve a tutti amici e ben trovati. La situazione meteorologica sull'Italia è andata nettamente migliorando, come del resto avevamo previsto. Insiste ancora questa bassa pressione ad interessare l'estremo sud Italia, dove continuano ad esserci alcuni annuvolamenti che danno occasionalmente luogo anche a qualche isolato fenomeno, ma nel resto d'Italia invece la situazione del tempo risulta decisamente più tranquilla. Andiamo a vedere, perché questo sarà più o meno il trend che si ripeterà anche nei prossimi giorni, dunque un fine settimana che sarà all'insegna del tempo bello al nord, su gran parte del centro, discreto comunque anche sulla Sardegna, all'estremo sud, essenzialmente sulla Sicilia, il tempo continuerà rimanere piuttosto incerto e ci sarà ancora il rischio di qualche pioggia, addirittura anche qualche isolato temporale. Per quello che riguarda le temperature saranno in ulteriore lieve aumento nei valori massimi, un aumento che si apprezzerà soprattutto sulle zone interne del centro ma anche su molte zone del nord. E poi per quanto riguarda la giornata di domenica e lunedì saranno ancora due giornate caratterizzate da bel tempo al centro-nord, gran parte anche del sud vivrà una situazione meteorologica abbastanza è buona, ad eccezione del sud della Calabria, della Sicilia, dove continuerà ad esserci ancora qualche isolato disturbo, ma nelle ore pomeridiane qualche disturbo potrebbe estendersi anche un po' al resto del sud. Insomma, il sud Italia continua a rimanere condizionato un po' negativamente da questo vortice di bassa pressione che davvero ci sta mettendo parecchio tempo per esaurire la sua energia. Per adesso è tutto amici, grazie per essere stati con noi e più tardi.